E allora ben ritrovati amici di Diffusion e di TV, ben ritrovati a parlare delle proprietà delle piante coloranti. Insomma, tante volte si sente parlare di indaco, si sente parlare di guado, si sente parlare di questi vecchi, antichi, quasi persi, tranne alcuni rari casi, metodi di tingere le stoffe, di ottenere colori naturali per i dipinti, piuttosto che anche coloranti cosmetici naturali. Se ne sente parlare tanto, ma in realtà non se ne sa molto. Bene, noi in questa puntata di PBO un po' speciale, perché lo vedete, la stiamo facendo in studio assieme al nostro amico Sauro, che è il direttore del Giardino delle Piante Officinali di Casola Valsenio, andiamo proprio a scoprire tutto quello che c'è da sapere sulle piante dalle proprietà coloranti. Abbiamo parlato del guado. Il guado, questa piantina che ha la caratteristica di produrre una sostanza blu, azzurra, blu in varie tonalità a seconda del grado di ossidazione e a seconda anche della basicità del diluente. Abbiamo visto che la basicità del diluente in tempi antichi era garantita da un particolare processo fisiologico. Ecco, vedete l'immagine, questa è una coltivazione di guado. Abbiamo anche scoperto con Sauro che il guado è una piantina che ha una vita piuttosto breve, una stagione e mezzo, massimo 2 a dir molto, e poi niente, conclude il suo ciclo vitale e muore. Ma Sauro ha introdotto proprio nell'ultima parte della prima tranche di trasmissione un'altra pianta colorante, è l'indaco. Esatto. Che è diventato sinonimo di una particolare tonalità di azzurro. L'indaco, esatto, quindi è una pianta? Sì, come nome volgare si intende una pianta, questa pianta di origine asiatica, indiane, l'Indigofora tintoria, che nei secoli passati è stata introdotta proprio anche in Italia e ha permesso di quasi soppiantare, abbandonare un pochettino la cultura del nostro guado, perché più facilmente, con meno difficoltà, con più praticità, permetteva di estrarre il colore. E poi soprattutto perché, come un po' si vede anche adesso, l'indaco si riusciva a trasportare facilmente, il colore già trasformato, già lavorato, facile nella sua preparazione, nella sua composizione, quindi o colorante in polvere o colorante liquido, quindi in contenitori, o in mattoncini, sorti burri, aveva varie modalità di essere confezionato e trasferito, e quindi questo veniva trasportato dall'India fino all'Europa, dove si poteva. Quindi l'indaco è una pianta asiatica, non Esatto. Diciamo caratteristica del nostro territorio. Esatto. E come ciclo di vita è simile al guado o... È molto rapido come sviluppo, però viene un pochino più a lungo. Un E quindi si possono raccogliere tranquillamente. Si usano le foglie o i fiori? Si usano tutta la parte intera della pianta, quindi foglie, fusti, eccetera. Ah, il fiorellino dell'indaco è azzurro? No, ha un'altra colorazione. Certo, mi sembra giusto, perché sennò è troppo facile. È rosa fosforescente? Sono tutte piante spesso molto diverse dal colore che queste danno, quindi anche il fiore ha un'altra colorazione, ha una colorazione sul... Cioè, scusa l'ignoranza barbara, che tanto ormai voglio dire ci conosciamo e lo sai, nella mia logica di persona assolutamente oscura alla botanica, cioè se la pianta ha il fiore azzurro, allora secondo me il colore che dovrebbero dare le foglie è l'azzurro. No. C'è una cosa molto curiosa. Ecco. La camomilla, della quale noi facciamo la tisana, l'infuso, no? La camomilla matricaria, che ha un bel colore giallo, la pianta è bella verde. Se andiamo a fare un estratto di quelli apposta per estrarre il colore, oppure semplicemente una distillazione per estrarre l'olio essenziale, otteniamo un colore azzurro. Azzurro. Perché l'olio essenziale di camomilla è azzurro. No, io questa cosa veramente non la capisco. Cioè, quindi io non mi posso basare, tipo, allora, questa è la calendula, sì. Abbiamo qui e questa è già più semplice. Qui si estrae, non mi dire che si estrae, no, perché questa è una fregatura allucinante. Qui si estrae dai petali. Dai petali, esatto. Vabbè, non vale. Questo è più semplice e teniamo un colore giallo-arancione, più o meno sfumato. Sì, ecco, fin qui questo anch'io più o meno ci arrivavo. O se no, questa piantina qua, questa è la robbia tintoria, la famosa pianta dalla quale si estrae il rosso di robbia, così si dice, dalla radice questa volta, sottoterra, bisogna estrarre la radice, poi sono fusti, comunque estraiamo questi rizomi sottoterra e si ottiene anche semplicemente rompendo un pochettino la radice, vediamo il colore rosso che esce.
così facilmente. Il fiore della robbia è azzurro. No, assolutamente. Di che colore è? Stavolta è un verdino giallogno, verde giallogno. Beh, certo, e poi noi estraiamo il rosso. Ma insomma, torniamo, dopo continueremo a parlare di tutte, perché a questo punto mi sembra di capire che più o meno da tutte le piante si possano estrarre i colori, o comunque da molte piante. Da molte piante, sì, ci sono, tante sono comuni, sono le erbe che usiamo anche tutti i giorni, no, tutti i giorni no, però usiamo in cucina, e pensiamo semplicemente alla bietola rossa, che dà colore rosso stavolta. Stavolta è normale. E allora, intanto, prima di andare a scoprire tutte le proprietà della bietola rossa per tingere le stoffe o per ottenere un colore naturale da spalmarci sulle guance, andiamo invece a scoprire qualcosa di più sull'indaco. L'uso del guado inizia a declinare nel XVII secolo, con l'importazione dall'Oriente dell'indaco, prodotto più economico e conveniente. L'estrazione dell'indaco con acqua di calce eliminava infatti il lungo lavoro della macinatura e permetteva di ottenere in pochi giorni il colorante solidificato e puro, rendendone il trasporto molto più economico. Così, nel giro di pochi lustri, l'indaco sostituirà il guado nelle richieste di colore azzurro dell'industria tintoria. Intorno al 1810, per aggirare le difficoltà di approvvigionamento dell'indaco dovute al blocco continentale inglese ai danni di Napoleone, si tentò di ripristinare l'antica coltura del guado, ma dopo quasi un secolo di abbandono fu difficile rinvenire un seme di buona qualità. E quindi il guado non si trova più? Si trova ancora, adesso è stato recuperato da piante spontanee in giro. Il problema è proprio la coltivazione. Quando si abbandona una coltivazione drasticamente, non c'è più nessuno che riproduce i semi, li ripropaga e quindi li conserva anche. Rimangono quelle piante che sono spontanee, che per riuscire a riavere materiale vegetale da riprodurre per le coltivazioni, quindi quantità elevata, ci vuole tempo, piano in pianino. Delle piante di guado spontanee ce ne sono, se ne trovano, il problema è andare a ricercare, raccogliere, conservare il seme e ripropagarlo piano in pianino per avere delle produzioni sufficienti. Perché considerato che campa uno sternuto, questo guado è davvero difficoltoso. Sì, ci vuole un po' il suo tempo, bisogna seguire i suoi cicli, produce parecchio seme, però ci vuole tempo, non possiamo pensare che da 3-4 piante avere la produzione per fare ettari. 3-4 piante si faranno, che so, 500 metri quadrati, poi dopo si aumenta progressivamente, però occorre il suo tempo e questo succede per molte specie di piante spontanee. Il colore azzurro che si otteneva dal guado rispetto a quello dell'indaco era simile, diverso? Era sicuramente un colore più stabile, migliore, più facile anche da ottenere. Molte le tonalità erano molto simili, però era la praticità di utilizzarlo, di impiegarlo. L'indaco, ad esempio, dà un colore abbastanza intenso, stabile, anche sull'abbigliamento, sulle stoffe, ma sui dipinti e adesso escludiamo gli alimenti, si conserva facilmente. Il gelato al gusto puffo probabilmente, no, non penso che sia colorato con l'indaco perché sarebbe sano. Però hanno un problema di stabilità, perché con lo sfregamento l'indaco invece non resiste a lungo, si sbiadisce, si scolorisce facilmente. E allora, l'indaco e il guado per il momento, allora, il panorama dell'azzurro lo abbiamo esplorato, ci sono però infiniti altri colori che si possono ricavare dalle piante. Principalmente si parte dalle 3 tonalità di colore che sono l'azzurro, il rosso e il giallo. La maggior parte delle piante danno questi 2 colori, il rosso e il giallo, e ne abbiamo di diverse, anche semplicemente calendule, questi capolini di calendola bianchi davanti, danno una tonalità che oscilla fra il giallo e l'arancione, oppure se prendiamo ad esempio lo zafferano, pensando al colore alimentare, ecco anche questo qui, ed già si vede il suo colore immediatamente appena si tocca. Il fiore dello zafferano è viola, no? Il fiore è viola. Veramente? L'ho preso, ragazzi, però sono si un usa mito. lo stigma che c'è all'interno che è giallognolo, e come si tocca già macchia, colora tantissimo. È un viola porpora con questa sfumatura di colore molto, molto bello, il crocus, tipico fiore del crocus. Oppure ci sono piante che danno il colore giallo ancora molto marcato e non hanno niente a che fare col giallo, tipo anche questa pianta di rabarbaro che dà tonalità diverse di colore, dal giallo marroncino, ci sono sfumature a seconda anche qui delle mordanzanti che si utilizza per fissare il colore ai tessuti. Oppure colore strano è dato anche strano perché la pianta è una vera pianta spontanea, infestante, che non ha niente a che fare, vedendola con il colore che questa dà, è
la robbia. La robbia. Abbiamo detto prima, Il rabarbaro ricordiamo, perché magari uno dice adesso mi faccio il colore in casa, fate attenzione perché comunque il rabarbaro, a parte nella sua radice, è una pianta che abbiamo definito velenosa, tossica. La foglia sì, la foglia non va mangiata, non va utilizzata. Non fate un'insalata di rabarbaro gentilmente, al massimo mangiate le caramelle già fatte, Le oppure radici fateci di il rabarbaro, colore. oppure si possono fare delle confetture, delle marmellate utilizzando proprio il picciolo, il gambo della foglia. Dunque, abbiamo visto un po' di piante, abbiamo visto soprattutto l'impiego che si fa nell'arte. Vengono comunque usate anche per dipingere le stoffe, per la cosmetica, ovviamente nell'alimentazione, per dare sono i coloranti naturali anche nell'alimentazione. Sì, ci sono molte di queste piante, si usano facilmente. Pensiamo semplicemente al verde intenso, quando non sono di sintesi i colori, al verde intenso che vengono date da alcuni alimenti, alcuni cibi. Tipo? Il gelato alla menta, il ghiacciolo alla menta, la granita alla menta. La menta, l'estratto di menta che si utilizza per fare le granite e i ghiaccioli, è bianca. Sì. L'estratto è completamente bianco, quindi va colorato per avvicinare. Molte caramelle alla menta sono bianche, ma tante vengono colorate come i ghiaccioli, come le granite, di verde, e possiamo usare una pianta, ad esempio l'ortica. L'ortica è ricchissima di clorofilla, molto molto ricca, e cede il colore con grande facilità, e l'estratto di ortica può essere impiegato anche per colorare gli alimenti. Molto utile. Oppure ci possono essere la borragine, che dà bellissimo colore a molte sfoglie, molte frittate, si utilizza per colorare varie tipologie di cibi, insomma, e la borragine è ricca anche questa di questo verde molto intenso. Il rosso abbiamo detto prima con la rapa, questa macchia enormemente. Oppure ci possono essere per gli alimenti ancora coloranti dati da altri tipi di piante, come possono essere, c'è un colore che si usava un tempo moltissimo, è dato dal melograno. Qualcuno lo sta riprendendo anche adesso, la classica melagrana dà questo colore, anche questo sul rosso, e macchia enormemente quando andiamo a strizzare, tant'è vero che i nostri abiti si macchiano con facilità e dobbiamo smacchiarli, è un po' operoso il lavoro. Oppure ci sono i gialli sono dati da tante specie diverse. Finora abbiamo detto zafferano e calendula. Sì, poi c'è la reseda, un'altra piantina spontanea, infestante, con un fiorellino molto piccolo, giallo il fiore questa volta. Miracolo. E che cede facilmente il suo colore senza grossi problemi. Poi ci sono, non la camomilla che abbiamo citato prima, la camomilla matricaria, ma c'è l'Antemmis tintoria, un'altra pianta spontanea, la camomilla dei tintori, che cresce nei terreni poveri, ben esposti al sole, nei terreni marginali, crea delle rosette basali, si mescola facilmente in mezzo alle infestanti, solo quando va in fioritura con questi capolini gialli, in estate, si vede, questa dà delle tonalità diverse fra il giallo e vira un pochettino l'azzurro, giallo azzurrogno, giallo più chiaro, ma qui dipende molto da quello che si chiama mordensante, cioè questa sostanza intermedia che i vecchi pittori pensavano fosse utile e servisse perché doveva mordere la lana, agganciarsi alla lana e poi a sua volta attirare verso di sé il colore. Il meccanismo più o meno è molto simile, caratteristico di tante stoffe e tessuti, perché i colori non sempre riescono ad entrare, a fissarsi, a penetrare perfettamente dentro alle fibre, alle stoffe, e allora hanno bisogno di questo intermedio che è fatto di composti diversi, di sali differenti. Un po' forse come quando vogliamo tingere la stoffa in casa, usando i coloranti che sono in giro, mettiamo del sale ovviamente in mezzo, temperature diverse, acqua molto calda. Questo sale ci serve anche da fissante e da intermedio per uscire affinché la stoffa entri dentro. Cioè io mi domandavo perché si dovesse mettere il sale, cioè quindi la proprietà del sale è una specie di veicolo che favorisce... E fissatore. Veicola e fissa il tutto. Poi dopo sono le temperature elevate che vanno ad aumentare maggiormente il colore del nostro fibra finale, quindi a seconda di quanto è la concentrazione di questo mordensante in mezzo, a seconda delle temperature che sottoponiamo, il colore anche diventa più o meno intenso, almeno usando i coloranti naturali. Però questi sono aspetti molto importanti, tant'è vero che ci sono piante, come abbiamo detto per il guado, la sua tecnica estrattiva si dice altino, perché ha bisogno di immersione, di tempi di macerazione e poi dopo ossidazione all'aria. Quali sono le tecniche di elezione, diciamo, per estrarre i colori dalle piante? Beh, sono proprio le macerazioni in generale, le torchiature, spremiture, ma spesso macerazione della pianta. Traduciamo macerazione? Macerazione, abbiamo visto per il guado, immergere nell'acqua le foglie. E qui il colore, che è idrosolubile,
esce facilmente dalla pianta, si solubilizza per poi fissarsi in questi fiocchi, in queste glomeruli, si chiamano fiocchi veri e propri, alla base, sul fondo del pentolo del nostro recipiente. E come facciamo poi a prendere i fiocchi? Dopo si raccolgono facilmente con un okay. colino o qualcos'altro, si toglie l'acqua, rimangono nel fondo, quindi si raccolgono con facilità, anche a mano potremmo farlo tranquillamente. Il problema dopo è estrarre, ecco, perché intervengono questi mezzi intermedi per solubilizzare il fiocco e rendere il colore facilmente solubile e poi passarlo al tessuto. Quindi torchiatura, macerazione o spremitura, che è sempre torchiatura, tutto sommato, oppure l'altra tecnica che si usa, però lo usavano i tintori spesso, prendevano i rametti, che so, di celidonia, di robbia, di radice ancora, e semplicemente con questo scrivevano, disegnavano, coloravano, perché strizzandolo un pochettino usciva subito il succo, oppure lasciandolo colare piano in pianino usciva il piccolo succo, quindi frantumavano, rompevano e coloravano. Andiamo invece a scoprire quali possono essere le piante d'elezione nella cosmesi. Le piante, attenzione, abbiamo visto 1000 piante che si usano nella cosmetica, perché tutto quello che è cosmesi naturale utilizza ovviamente le piante, però proprio quelle per fare un rossetto piuttosto che un fardo o un ombretto. Possono essere usate ad esempio piante come la calendula, rimane quella molto molto diffusa, molto impiegata. Anche nei trucchi? Anche nei trucchi, perché cede facilmente il suo colore, soprattutto è facilmente reperibile sul mercato, produce in quantità, è difficoltosa la raccolta, questo sì, però produce parecchio. C'è una pianta che si usava un tempo anche da noi, più diffusa nel Nord Africa, nei paesi asiatici, e viene confusa spesso è commerciata con un nome errato, però è il cartamo. Viene chiamato volgarmente zafferano, falso zafferano, zafferanone. Di questa pianta si usano gli stigmi e si usa anche questa qui proprio sia per alimentazione ma anche per colorare, per tingere. Oppure ci sono piante come per il giallo la reseda luteola, che ancora per i trucchi, per la cosmesi è largamente impiegata. Ci sono piante come anche la lavanda dà una colorazione vagamente chiaro, marroncino, chiaro. Ma com'è viola? La lavanda è viola, però la sua colorazione diventa un'altra nella cosmesi. Vabbè, oppure ci rinuncio, mi arrendo. Ci sono altre erbe. Ce n'è una in particolare utile perché colora in parte, ma serve soprattutto per la pulizia, per il lavaggio. Un tempo usava per le stoffe, qualcuno lo usava anche per lavarsi le mani, per pulirsi le mani. Prima in alcuni popoli del Nord Africa si impiegava la saponaria. Il nome aiuta. Aiuta molto, e questa qui saponaria? è una pianta rizomatosa, queste radici che si infiltrano dappertutto, cresce lungo i corsi d'acqua, vicino ai fossi, nelle zone fresco-umide. Ed è una piantina che strofinando le foglie, strofinando i rizomi, produce una schiuma, deterge lo sporco, quindi pulisce, e si usava prima del trattamento alle stoffe, ma anche per il nostro corpo, per lavare, quando non c'erano saponi, non c'erano detergenti vari. Epoca, un periodo molto più povero, questo aiutava a pulire un pochettino, a detergere lo sporco, e poi dopo si partiva con colorazioni diverse. C'è un'altra pianta da usare con molta attenzione, non tanto per i trucchi, però colora notevolmente, di un giallo arancione, e spesso in qualche popolo ancora nei secoli passati si ricorreva a questa specie, però oggi mi raccomando attenzione a usarla perché può diventare irritante. È la celidonia, Chelidonius maius, che ora è fiorita, e strizzando anche questo il suo gambo esce un lattice giallo-arancione, ripeto, caustico, però in molte popolazioni per dare piccole tonalità di colore mescolato per i trucchi della donna, anche veniva vagamente mescolata un pochettino ad altre creme, si ricorreva anche a questa piantina qui. La domanda banale, l'ennè, quello che viene usato dalle ragazze, anch'io l'ho fatto quando ero giovane, perché dovevo fare tutti i miei intrulli con i capelli, mi facevo i capelli di tutti i colori possibili e immaginabili. Allora una volta ho detto, no, sono una ragazza molto attenta e rispettosa dell'ambiente, mi faccio l'ennè. Ho intasato le tubature di tutto il condominio, sciacquandomi questo ennè, poi sono stata nei campi profughi in Algeria, nel deserto, e mi hanno fatto proprio vedere, non su di me, perché poi dovevo tornarmi a casa e sarei stata con queste mani dipinte per lungo tempo, però è una pianta quella, sì. O è un insieme di piante? È una pianta. Una pianta sola. Pianta. E si chiama? Non ricordo il nome dell'ennè, però mi pare sempre ennè, poi c'è un genere tutto lunga, diverso. Sì. Infinita.
ed è bello, interessante perché dà tante colorazioni diverse, anche questa qui a seconda del tipo di lavorazione, del tipo di estrazione, della concentrazione di solventi utilizzati, dà tonalità diverse a seconda anche delle, continuiamo a chiamare mordensanti, comunque delle sostanze che si aggiungono in mezzo. Mi auguro che non fosse diluita con quello con cui si diluiva il guado. Il noce ancora, la noce è un'altra pianta che si utilizza moltissimo. È scura, marrone scuro, no? Esatto, che macchia. Tonalità, macchia soprattutto io non avevo mai visto, io ogni tanto faccio delle scoperte da $1 milione, Sauro, ormai tu lo sai, e io la noce pensavo che nascesse già bella marroncina, no? Poi, un bel po' di anni fa, in Puglia vidi questi alberi di noci con le noci fresche, verdi, e mi ricordo che ne aprì una e mi macchiai, perché è quello che dà che colora moltissimo. Quando è ancora giovane, insomma. Quando è tenero, il mallo ancora è bello tenero, si schiaccia e macchia, quindi si può fare il succo, si può torchiare, si può stringere, si può mettere a macerare, e è un ottimo colorante, anche alimentare. No, e quindi io ho fatto anche questa scoperta, però tutto sommato, allora ragazzi, le noci non nascono così come le compriamo al supermercato, sappiatelo, se non lo sapevate ve lo dico io. Ultima domanda, perché tra poco siamo in chiusura, queste piante coloranti possono essere tossiche? Sì. Quindi bisogna stare attenti? L'esempio classico ha dato la celidonia. La celidonia si usava, qualcuno lo usa ancora, fatto però sotto controllo medico, farmacista, per le verruche. È caustico, calli, verruche soprattutto, brucia enormemente, va dosato correttamente ed è molto efficace, assolutamente lontano dagli occhi. Ecco perché mi ha mescolato con altre coloranti, con altre creme pomate da dare nel corpo, in viso. Quindi questa è una pianta tossica. Oppure ci sono altri coloranti che vanno usati con attenzione di altre piante, perché è la concentrazione stessa. Questi coloranti una volta estratti vanno poi diluiti, vanno utilizzati, e quindi bisogna non pensare al succo così tal quale buttato, perché bruciano notevolmente. Anche il melograno stesso, il colorante, il succo di melograno, colora macchia, si usa nell'alimentazione più spesso, ma se non tanto ingeriamo perché non dà problema, mettiamo a contatto con le mucose interne sotto degli occhi, queste potrebbe essere un problema. Fastidio. E allora siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata speciale di Più Bio assieme a Sauro. Abbiamo parlato di tante piante dalle proprietà coloranti, abbiamo parlato del guado, abbiamo parlato dell'indaco, abbiamo parlato della celidonia, della calendula, del rabarbaro, della robbia, abbiamo parlato di camomilla che non è gialla, il colore che dà, ma è azzurrino anche quello, insomma è tutto un universo da scoprire. Abbiamo scoperto che la noce macchia, ma quando è giovane, non quando è secca. Non si finisce mai di imparare, e se voi volete imparare non avete molte altre strade, almeno se volete imparare qualcosa sulle piante officinali, che stare ogni giovedì in compagnia di Sauro e mia. Grazie ancora Sauro, grazie per questa Lectio Magistralis che ci hai dato sulle proprietà delle piante coloranti. Grazie a voi, l'appuntamento con Diffusion è sempre domani, venerdì alle 19, sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Ciao!